Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata della nostra trasmissione di approfondimento Focus. Quest'oggi parleremo di rifiuti, non è certo la prima volta ma è sempre un tema molto scottante. Come sapete la Regione ha varato da poco il nuovo piano rifiuti, non è certo il primo ma la grande novità di questo piano è la presenza di due inceneritori, o dovremmo chiamarli con un termine più moderno, termovalorizzatori, che saranno localizzati nelle due grandi città metropolitane di Catania e Palermo. Il costo previsto di 800 milioni, finanziati con fondi dell'Unione Europea e poi affidati a privati con evidenza pubblica. Ma cerchiamo di capire qual è lo stato dell'arte. Ne parliamo quindi con i nostri ospiti, che vi presento subito. Qui in studio con me c'è Giuseppe Mancini, docente dell'Università di Catania di Impianti Chimici. Benvenuto. Buonasera, benvenuto. E in collegamento con noi c'è invece Francesco Laudani, presidente della SRR Città Metropolitana di Catania, ovvero la società che si occupa appunto della raccolta dei rifiuti. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Benissimo, allora il presidente della SRR ci ha fornito dei dati che fotografano appunto lo stato dell'arte, tanto per ricordarci a che punto siamo. Quindi possiamo vedere la prima grafica che abbiamo realizzato, che ci dà i dati sulla raccolta differenziata a Catania e provincia. Io ne ho scelti due. Catania è al 34,85% di raccolta differenziata e poi l'abbiamo comparato ad uno dei comuni cosiddetti virtuosi, per esempio in questo caso c'è Pedara che va oltre l'84%, ma avremmo potuto scegliere anche Acibonaccorsi, Camporotondo, San Pietro Clarenza, eccetera. Insomma, per far vedere un po' i comuni spreconi, che poi sono quelli più grandi, e quelli invece virtuosi. La media fra tutti i comuni della città metropolitana è del 52,86%. Allora, Presidente Laudani, le chiedo, siamo quasi alla metà, insomma, di raccolta differenziata nel complesso, anche se abbiamo visto ci sono punte addirittura dell'85%. Nella media, dove finisce l'altra metà dei rifiuti? Allora, intanto fa piacere che avete elaborato questi dati che, vedendoli così, possono sembrare dei semplici calcoli o numeri, ma dietro ci sta un grande impegno da parte di tutti i comuni. Anche se ovviamente Catania ha una percentuale più bassa, ma sappiamo bene che il servizio porta a porta è iniziato da poco, ma se andiamo a fare un paragone con gli anni precedenti, anche il Comune di Catania sta attivando tutta una serie di misure per poter alzare questa percentuale. Tutti i paesi, devo dire, le amministrazioni si sono attivate. L'abbiamo visto nei calcoli, hanno attivato tutta una serie di misure al fine di diminuire il rifiuto differenziato. Addirittura quasi tutti i comuni all'interno dei propri calendari hanno previsto una raccolta quindicinale del rifiuto indifferenziato. Quindi da parte della SRR, devo dire, il messaggio è stato recepito dai comuni e dai cittadini. Ovviamente tutta l'altra parte di rifiuti indifferenziati, come lei sa bene, vanno purtroppo all'interno di discariche, ma in questo caso particolare una piccola parte va all'interno di discariche siciliane, ma una buona parte purtroppo va fuori paese con dei costi che sono altissimi, ne abbiamo parlato. Ecco, ne torneremo a parlarne tra poco. Intanto volevo, sempre grazie all'aiuto di alcune slide che invece ci ha fornito il professore Mancini, parlavamo di questo grande sforzo che ha fatto Catania, ma anche tutta la Sicilia, per aumentare i livelli di differenziata. E infatti nella grafica appunto sulla raccolta differenziata vediamo questa impennata della Sicilia che partiva da sotto il 2% e in 20 anni, questo grafico rappresenta ben 22 anni, cioè dal 2001 al 2022, siamo arrivati a circa il 50%. Quanto al? Circa il 50%. Appunto, a quella somma un po' poi che ricalca il dato un po' catanese. C'è il confronto con le altre regioni, per esempio mi colpisce quello della Sardegna, l'altra grande isola, che partiva addirittura più in basso della Sicilia, ma è arrivata al 75%, quindi con percentuali ben al di sopra di quelle siciliane. Ma comuni molto piccoli.
A comuni molto piccoli e quindi molto virtuosi, ecco, perché è più facile ovviamente gestire la raccolta nei piccoli comuni, mentre ovviamente la Lombardia e il Veneto sono passati dal 20 al 62%. Ecco, vediamo queste parabole assolutamente in alto. Il punto qual è? Che la raccolta differenziata, abbiamo scoperto parlando appunto col professore Mancini, non corrisponde esattamente al rifiuto riciclato. C'è una netta differenza, perché non tutto il rifiuto che viene poi effettivamente differenziato può essere riciclato. Assolutamente sì, ogni frazione raccolta separatamente contiene degli scarti che poi i processi successivi di selezione e raffinazione separeranno, e questi torneranno purtroppo a sommarsi a rifiuto indifferenziato, dando luogo a un ammontare ancora molto significativo di rifiuto residuale da gestire, e per quello bisogna pianificare anche i sistemi per poterlo gestire in maniera opportuna, in linea con la Comunità Europea, in modo che il sistema sia sostenibile sul lungo periodo. Ecco, nel piano, torno da Laudani, Presidente, sono previsti, oltre ai 2 inceneritori di cui continueremo ad occuparci, anche degli impianti appunto di riciclaggio. Quelli che ci sono in questo momento sono sufficienti? Un numero, io ovviamente faccio riferimento alla mia SRR, noi abbiamo circa 15 impianti, ovviamente per le varie tipologie, facciamo riferimento alle varie tipologie, ma in realtà gli impianti sono pochissimi e tra l'altro non sempre sono operativi, perché spesso noi assistiamo anche a delle emergenze, blocchi di impianti, perché purtroppo, diceva bene il professore Mancini, perché le percentuali che abbiamo visto sono le percentuali che, ricordo, si riferiscono alla raccolta all'interno dei comuni. Poi gli stessi rifiuti differenziati, essendo trattati, hanno dei sobballi, quindi non rientrano in quelle percentuali, quindi è un calcolo. E purtroppo abbiamo assistito a blocco di attività da parte degli impianti, perché l'anno scorso, per esempio, su carta e cartone abbiamo avuto un blocco totale di tutti gli impianti presenti in provincia di Trento. Ma causato da che cosa questo blocco? Causato da cosa? Noi abbiamo degli obblighi sulla raccolta di diverse tipologie. Faccio l'esempio di carta e cartone: ancora non tutti i comuni fanno la raccolta di carta e cartone senza le buste di plastica, quindi mettendo all'interno dei mastelli il rifiuto differenziato. Quindi l'impianto dovrà selezionare, dovrà togliere questi sacchi di plastica, e quindi la lavorazione è più lunga, e quindi una delle cose che bisogna portare avanti. Mi fa piacere che c'è il professore Mancini, perché ho avuto modo di confrontarmi e so che lui conosce bene la nostra problematica. Uno degli interventi da fare subito all'interno della nostra SRR, in occasione della revisione del piano d'ambito, ma anche nella stesura dei nuovi piani di intervento dei singoli comuni, è andare a migliorare la qualità di raccolta, perché sulla quantità ritengo che già abbiamo fatto tanto, ma la qualità deve essere. C'è riferimento al carta e cartone senza busta di plastica, ma la stessa cosa la potrei dire per il vetro ed altri. Ecco, tra queste varie frazioni c'è una frazione, per esempio vetro, plastico, cartone, in cui siamo più attenti, c'è più attenzione al differenziare? Quello dalle verifiche che abbiamo fatto, devo dire, sulla frazione umida, almeno nei vari comuni pedemontani, devo dire che c'è una buonissima raccolta e le impurità sono poche. Su questo posso dire che la raccolta dell'umido sta andando bene, tra l'altro è fatta giornalmente quasi. Sulle altre frazioni ci siamo. C'è solo da fare qualche correttivo, tra l'altro previsto dai nuovi CAM, quindi nelle varie gare che verranno espletate. Una delle cose da attenzionare è proprio la qualità quindi della raccolta. Allora, con la seconda slide invece andiamo a vedere esattamente come questo residuo, questa frazione che fa parte sempre della raccolta differenziata, ma che in realtà non finisce negli impianti di riciclo.
Ecco, appena la regia ce la può proporre, c'è questa frazione, in che misura si può quantificare? Ma la frazione degli scarti chiaramente varia da frazione a frazione. Complessivamente, se guardiamo la somma di tutti gli scarti, viaggiamo intorno al 15%, quindi diciamo che facendo una raccolta differenziata molto spinta, ben ha detto il Presidente, dobbiamo cambiare il registro e puntare sulla qualità e non solo sulla quantità, facendo una raccolta anche molto importante, che per oggi ancora è abbastanza distante dai nostri obiettivi, cioè arrivando al 75-80%, si potrà raggiungere quel 65% di riciclo che l'Unione Europea impone. Ma 65 meno 100 fa 35, avremo sempre un 35% di rifiuto da dover andare a gestire, perché gli scarti incidono per un 10-15%, non so se c'è la slide ma non ha importanza, su questo quantitativo di rifiuto residuale. Quindi l'idea è, una volta che la Sicilia si è messa finalmente a correre, di non guardare a solamente la parte che ci può piacere di più, cioè quello della raccolta differenziata, ma fare una programmazione, una pianificazione seria che tenga conto di tutti gli aspetti del rifiuto e non ne lasci indietro nessuno, perché altrimenti noi purtroppo continueremo a mantenere il sistema, lo status quo, il che significa che avremo bisogno o di smaltire in discarica, o quando l'Unione Europea ci dirà non puoi più fare discariche perché te lo impedisco, bisognerà portare quei rifiuti all'estero con un aggravio di costi abnorme per la popolazione e anche per l'ambiente. È quello che sta succedendo in questo momento, no, Laudani? Quanto ci costa mandare i rifiuti all'estero? Siamo intorno alle 400 euro a tonnellata. Ovviamente su questa problematica noi attendiamo notizie, tutti i comuni, l'ANCI attende delle notizie da parte della Regione sui famosi extra costi che purtroppo per una problematica, un iter burocratico all'interno degli uffici su un decreto che è stato bloccato i comuni, e su questo attendiamo anche in occasione dell'elaborazione dei PEF, perché i comuni devono caricare questi costi all'interno dei piani economico-finanziari e quindi sui cittadini. Costi che ricadono ovviamente in parte sui cittadini. Ricordiamo che Catania ha la Tari più alta d'Italia, vedremo poi quest'anno se ripeteremo questo primato. Allora noi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo per continuare a parlare dello smaltimento dei rifiuti. A tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio per parlare, come ci capita purtroppo spesso, di rifiuti. Dicevamo che la Catania è intorno al 50%, che poi anche un po' la percentuale della Sicilia, un obiettivo raggiunto dopo 20 anni di comportamento in questo senso. L'obiettivo imposto dall'Unione Europea è al 65%, ma dicevamo con i nostri esperti che la percentuale di raccolta differenziata non sempre corrisponde al rifiuto effettivamente riciclato. Con la slide che ci propone la regia, ecco, vediamo come funziona questo procedimento. Quindi il 65% è l'obiettivo che noi... Di riciclo. Di riciclo. Cioè quello che noi mandiamo alle industrie per fare dei nuovi materiali, ma per fare quello abbiamo bisogno di fare almeno l'80% su tutto il territorio come media, perché dentro quell'80% ci saranno poi un 15% di scarti che saranno inutilizzabili. Ecco, sommando... infatti dice 75-80% quando? Questo è l'obiettivo ideale da raggiungere. Diciamo che oggi abbiamo raggiunto l'obiettivo del 2009, quindi noi siamo arrivati in Sicilia all'obiettivo del 2009, quello del 2012 che è del 65% di raccolta differenziata 2012, siamo ancora nel 2023 e siamo ben lontani. Stiamo facendo 2035 per arrivare al 65%, ma spieghiamo meglio tutto, diciamo, i passaggi di questa grafica che vi riproponiamo, cioè con l'obiettivo, la stessa grafica di prima, l'obiettivo, immaginiamo che siamo arrivati al 75-80% di raccolta differenziata. Lo mandiamo agli impianti di selezione, impianti di compostaggio, impianti di gestione anaerobica. Questi hanno degli scarti, selezionano, li tolgono via da quello che abbiamo raccolto e devono essere gestiti questi scarti, quindi si sommano a rifiuto indifferenziato. Quindi abbiamo il 35 quindi più... abbiamo un 35 ma anche 40% ancora da gestire residuale. Se non lo pianifichiamo in maniera opportuna non avremo alternative che gestirlo o tramite discariche, ma poi avremo delle infrazioni comunitarie perché al 2035
35 è vietato avere in discarica oltre il 10% e quindi quello è un 35-40%, avremo un surplus che in discarica non potremo andare a mettere, pena delle infrazioni comunitarie molto severe. Dovremmo mandarlo fuori con i costi che ci ha fatto vedere il Presidente, che sono inaccettabili. Vi do un'idea: la tariffa al cancello di un termoizzatore oggi ben progettato viaggia intorno a 140 euro. Quindi noi pagheremmo rispetto ai 400 tonnellate di un rifiuto mandato all'estero, per mandare agli stessi termovalorizzatori di qualcun altro che si prende la nostra energia, si prende i nostri soldi e fa fare anche business sui trasporti con impatto sull'ambiente. Ecco, c'era poi quell'ultima moltiplicazione sempre nella grafica che vi riproponiamo alla fine, quindi abbiamo calcolato che fra il 35% che non viene differenziato, il residuo di quello differenziato, si arriva a questo 35% che comunque non viene differenziato, e lei ha calcolato la capacità dei termovalorizzatori. Sì, è un calcolo da scuola elementare, evidentemente è una moltiplicazione, ma il 35%, se noi arrivassimo nella maniera più ottimistica veramente a riciclare il 65%, che significa avere questi numeri così enormi di raccolta differenziata, noi avremmo ancora bisogno di questo 35% da gestire, e ora la Sicilia più o meno fa 2.200.000 tonnellate l'anno di rifiuti. Se applico il 35% ottengo 770.000 tonnellate, oggi nel piano sono previste solo 600.000 tonnellate, quindi avremo un deficit, ma questa è una previsione ottimistica. Ecco, quindi lei sta dicendo nella che strada anche... chiaramente noi avremo bisogno di molta più capacità di termovalorizzazione, per cui probabilmente i due impianti dovrebbero essere pensati da chi deve pensarci, per delle capacità superiori, intorno a 400-450.000 ciascuno. Questo darebbe alla Sicilia la serenità e la resilienza per non dover più dipendere da qualcun altro all'estero. Ecco, diciamo, lei è un tecnico, ovviamente un docente universitario, non è consulente della Giunta, però è chiaramente, lei si occupa di impianti chimici, ovviamente è favorevole a questo tipo di impianti che sollevano alcuni dubbi. Innanzitutto sorgeranno vicino alle città, nel caso di Catania alla zona industriale. Ecco, sono chiaramente impianti di nuova generazione, voi li chiamate termovalorizzatori con recupero energetico, però sono vicino alla città, c'è un rischio inquinamento? Allora, non esiste l'impianto che non inquina. Ok, tutti gli impianti inquinano, ma quello che devo fare io è un'analisi comparativa tra l'alternativa a un impianto di termovalorizzazione, che oggi è la discarica, o mandare all'estero ad altri termovalorizzatori i nostri rifiuti. All'estero cosa hanno fatto? Hanno realizzato gli impianti di termovalorizzazione. Tokyo ha 10 impianti nel suo centro abitato, 10. Parigi ne ha 3. Tantissime altre città europee hanno l'impianto dentro il centro. Perché dentro il centro? Perché si minimizza l'impatto, perché dai filtri sostanzialmente l'impatto è veramente minimo, trascurabile, ma io minimizzo il trasporto dei mezzi che portano fuori tutto quel rifiuto, e quei mezzi inquinano enormemente di più di un termovalorizzatore. Quindi per questo lo realizzo vicino alla zona in cui produco il rifiuto, perché minimizzo il trasporto e l'impatto ambientale del trasporto. Se gli impianti, oggi si parla di impianti innovativi, gli impianti non sono innovativi, sono impianti molto consolidati, sono delle macchine che funzionano benissimo, le hanno utilizzati tutti perché funzionano benissimo e le hanno messi al centro delle città. Se non funzionassero, avessero dato dei problemi negli anni passati, non ne avrebbero più autorizzati, e continuano a farlo. Quindi i telespettatori devono stare molto tranquilli e devono preoccuparsi invece di quel rifiuto che non vedono, che se ne va un po' fuori campagna, ma sta continuando a inquinare le nostre falde. Le nostre falde utilizzano l'acqua per irrigare i nostri prodotti e noi quei prodotti ce li mangiamo. Quindi vi assicuro che è meglio un impianto industriale molto controllato in online secondo per secondo anche dall'ARPA, piuttosto che avere un impianto che sta sì controllato, ma è un impianto che viaggia su 100 ettari, 80 ettari, e quindi una barriera permeabile su queste superfici è facile che non sia perfettamente attenuta. Questo tipo di impianti, abbiamo detto che c'è un cronoprogramma, entro luglio dovrebbe arrivare l'autorizzazione e poi si dovrebbe iniziare la costruzione. Che tempi hanno di costruzione? Allora, se c'è la volontà, diciamo, di realizzarli, 2 anni e mezzo possono essere più che sufficienti a realizzare un termovalorizzatore. Acer dal punto di vista costruttivo più o meno viaggia su questo ordine di grandezza, noi potremmo fare anche meglio volendo. È chiaro che il punto... Però c'era chi parlava anche di 5-6 anni. Il punto sta sull'aspetto autorizzativo. Allora, se come al solito poi ci sarà
chi fa il ricorso al TAR, chi si ostacola, chi fa perdere tempo e compagnia bella perché per questioni ideologico-politiche deve lottare contro questa soluzione che tutto il resto del mondo c'ha tranne noi. E allora anche 10 anni, per carità, anche 15, sarà un problema di autorizzazione, ma se il governo ha la forza politica di garantire quello che è un processo ordinario di autorizzazione, perché è assurdo che un qualunque impianto richieda 4-5 anni per l'autorizzazione, non è possibile. Allora se ci sarà uno sforzo, io credo che la Regione si sta molto muovendo in questa direzione, è decisa da questo punto di vista, io credo che noi potremo veramente riuscire ad avere finalmente rifiuto zero in discarica tra pochi anni. Allora, tra poco parleremo anche del progetto che state portando avanti come università insieme all'Enea, ma mentre la regia ci propone l'ultima slide che fa il confronto fra la discarica e i termovalorizzatori, e adesso lo spiegheremo, volevo chiedere al Presidente Laudani, nella migliore delle ipotesi abbiamo altri 2-3 anni, forse 4 di attuale regime. Ecco, come immaginate che si andrà di emergenza in emergenza anche per i prossimi anni? Allora, intanto noi ovviamente come SRR dobbiamo subito attivarci per la revisione del nostro piano d'ambito che prevede tutta una programmazione per quanto riguarda sia il termovalorizzatore ma anche la revisione di tutti gli impianti, che tra l'altro il nuovo piano prevede dei nuovi impianti per quanto riguarda impianti di compostaggio, impianti di selezione, tra l'altro prevede anche una trasformazione dei TMB in impianti di selezione, quindi su questo noi come SRR dobbiamo subito attivarci per adeguare il nostro piano d'ambito, che poi è lo strumento di programmazione del territorio, quindi con tutti i territori, con tutti i sindaci, capire un po' come organizzare, quali sono le problematiche che vanno evidenziate. Per quanto riguarda il periodo medio-lungo, io condivido quello che ha detto il professore Mancini, ma ritengo che la Regione mi pare che sta dando dei segnali molto positivi, sta accelerando al massimo, tra l'altro è stato nominato il governatore commissario, quindi i poteri del commissario sicuramente sono dei poteri diversi e quindi accelereranno le procedure. Quindi su questo noi ovviamente abbiamo questi 2-3 anni di intervallo di vuoto dove dobbiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto. Mi permetto di dire, non l'ho detto poco fa, una cosa importante, di dotare, questa è una cosa importante che più volte ho detto, ogni comune deve avere un proprio centro di raccolta, un centro comunale di raccolta, aggiungerei anche e riuso, perché quella è la prima tappa, la prima fase per poter fare una buona selezione ed evitare di vedere rifiuti abbandonati in giro. Quindi secondo me una delle cose, io l'ho detto ma lo ribadirò, tutti i comuni devono avere un centro di raccolta in modo da poter creare un circuito integrato, mettere in rete tutti questi centri comunali di raccolta, in modo che nessun cittadino potrà dire non ho avuto la possibilità di conferire quel rifiuto, perché spesso purtroppo i rifiuti vengono lasciati, parlo per esempio di rifiuti ingombranti, proprio perché o non c'è il centro comunale di raccolta presente all'interno del comune. Ma chi li dovrebbe prevedere questi centri? Chiuso, Voi quindi o il comune? Chi li dovrebbe prevedere? Chi li dovrebbe prevedere questi centri? Dico, l'input parte da voi, ma poi li deve realizzare il comune? Certo. Sì, ma ovviamente la Regione, perché la realizzazione di questi impianti fino ad oggi è stata o con il PNRR, quindi con fondi del PNRR, oppure con degli appositi bandi previsti dalla Regione. Ma ritengo che all'interno del nuovo piano regionale ho visto che ci sono delle risorse che non solo riguardano i termovalorizzatori, mi potrà confermare il professore Mancini, ma ci sono tutta una serie di fondi stanziati per impianti, per miglioramento di raccolta, per una campagna di informazione, per un'attività di monitoraggio. Quindi posso dire che siamo arrivati al punto di poter utilizzare con questo nuovo piano regionale dei rifiuti tutte le risorse messe a disposizione per finalmente
arrivare al punto zero, come diceva il professore Mancini. Discariche zero. Siamo in chiusura, abbiamo pochi minuti. Volevo commentare col professore Mancini quest'ultima slide che ci ha appunto fornito, in cui si vede la differenza tra la discarica e il termovalorizzatore. Mi permetto 30 secondi per dire, concordo pienamente con quanto ha detto il Presidente sulla necessità di CCR. Catania ne ha bisogno di una dozzina di CCR per evitare le problematiche di dispersione dei rifiuti, e volevo spendere anche un secondo per dire, sta passando il messaggio che Catania e Palermo stanno come dire, rovinando la raccolta differenziata della regione Sicilia. Guardate che non è così, perché Catania e Palermo contano per il 20% della popolazione, 300.000 Catania, 700.000 Palermo conti più o meno, quindi il loro impatto, anche se sono indietro, non è così rilevante. Questo messaggio mettendo insieme tutti i piccoli comuni virtuosi, insomma, diciamo del loro peso. che non sono così, non stanno affossando come purtroppo stanno raccontando in giro alcuni questa realtà. Quello è un esempio molto semplice che fa vedere come, se fossimo arrivati al 65% di raccolta differenziata, ancora siamo ben distanti da questo obiettivo del 2012, resterebbero comunque, guardando la raccolta con gli scarti, quindi indifferenziato 35 più gli scarti 15%, resterebbe ancora il 50% di rifiuti da smaltire, e ancora non ci siamo arrivati, ancora abbiamo più del 50% di rifiuti da smaltire. Che in discarica diventa percolato. Che in discarica produce percolato e produce metano, che è un gas climalterante molto problematico. Se invece mandiamo questo materiale a un impianto di incenerimento con recupero energetico, innanzitutto riusciamo quasi a zero la discarica, il 3%, scompare la discarica, finita. Ricaviamo una quantità enorme di energia elettrica, quasi una piccola centrale elettrica, abbiamo tanto bisogno di energia, la paghiamo così tanto e stiamo andando a buttare questa energia dentro il rifiuto, ma soprattutto quello che purtroppo non si sa molto facilmente è che l'impianto di termovalorizzazione permette il recupero delle sue scorie, quindi ormai al 90%, quindi nei fatti aumenta il riciclo, l'aumento del 5-6% aiuta moltissimo ad raggiungere quei livelli di riciclo che la Comunità Europea ci impone. Brevemente, l'impianto di Catania dovrà essere collocato nella zona industriale, quindi a Pantano d'Arci, che per voi è una collocazione ideale? È una collocazione ideale, noi abbiamo studiato anche con Enea all'Università di Catania delle possibilità di simbiosi industriale tra l'impianto di termovalorizzazione, l'impianto di digestione anaerobica. Oggi non si può più parlare di compostaggio, ma si deve parlare di digestione anaerobica accoppiata al compostaggio, e l'impianto di depurazione. Questi tre impianti, abbiamo studiato, possono andare in simbiosi fra di loro, si aiutano fra di loro grazie all'energia del termovalorizzatore. Questa energia elettrica e l'energia termica permette di sfruttare al massimo la sostanza organica e recuperare al massimo il biogas, il biometano, quindi massimizzare la produzione di energia pulita, ma permette anche di gestire i fanghi di depurazione, che sono un'altra problematica enorme per la nostra regione, perché non si sa dove andarli a smaltire, e con una linea dedicata l'impianto di termovalorizzazione può disidratare prima e poi bruciare questi fanghi, ottenendo delle ceneri ricche di fosforo, che sono preziosissime, un materiale critico per la Comunità Europea, non si riesce a trovare, costa un sacco di soldi, e lo potremmo ricavare da queste ceneri e utilizzarle in agricoltura per produrre dei prodotti che possono essere anche irrigate dalle acque reflue recuperate, il cui prezzo si abbassa molto grazie all'energia elettrica del termovalorizzatore, rendendo agli agricoltori finalmente la risorsa delle acque reflue realmente sostenibile. Noi dobbiamo chiudere, però prima di salutarvi un messaggio. Presidente, ci scrive un telespettatore, dice che da più di 15 giorni ha nel bagagliaio della macchina la plastica dura. Mi potete dire dove posso conferirla? A proposito dei centri di raccolta. Io purtroppo ho qualche problema con l'audio, non sento benissimo. Va bene, era per sottolineare il fatto che servono dei centri di raccolta, perché la gente, come questo signore, vorrebbe disfarsi di questi rifiuti, ma non sa dove andare a buttarla, quindi era così. Stanno funzionando. Con un po' concludere con un sorriso. Inoltre brevissimo ne aprirà il Comune di Catania altre 4 che sono state finanziate, quindi diciamo di aspettare un altro paio di mesi e poi la butteranno nei nuovi centri di raccolta. Una cosa importante, ma ne parleremo a brevissimo con l'assemblea dei soci, quindi con tutti i sindaci, di dare la possibilità a cittadini residenti in altri comuni che non hanno, in questo momento non hanno il CCR, di poter conferire presso altri comuni. Quindi anche fuori i comuni. Benissimo, dobbiamo chiudere, il tempo a nostra disposizione è finito. Io ringrazio Francesco Lodani, presidente della SRR Città Metropolitana di Catania, e ringrazio Giuseppe Mancini, docente di impianti chimici dell'Università di Catania. Grazie come sempre anche a tutti voi che ci seguite da casa.